Allora, io e Gigino, che da bambini ci trattavamo come fratelli, fatti grandi, sempre amici siamo stati, io banco in Napoli eravamo impiegati. Un giorno io avevo bisogno di 1000 lire, con mio amico Gigino mi convidò e a 1000 lire mi prestò. Poi come fu? E come non fu? Non ci siamo visti più. Ma dopo 3 anni ci incontriamo, ci abbracciamo e ci passiamo. Il là per là, perché a 1000 lire mangiare, ma io stavo da non avevo letto accettato. Però io non parlo letto purtroppo mi disubblicò, e se non voleva accettare. Però come accontentò si pigliò 5 aperitivi, gelato, marmellato, 7 pietre di cioccolato, un caffè, un verdolino, facette pure un sonnetto a una signorina, un innamorato che stava vicino alla letto non faceva interi, o facette venire l'impedimento all'orecchio. Gigina davanti pazzi di caprichino, non mettono un tavolino, un specchio fino fino, la facette strapare, io punto valetta a me. Io per dire papà non voleva papà. Ma pensando a 1000 lire che issa mi prestai, mi siete zitta e non parlai, mi siete zitta e non parlai. Gigi, ma tu stai tra la passeria? Tu non le hai posti per passeria? Ci disse Tony, si stima compagnia mi ha portato di Teresa a Santa Lucia. A 1000 lire pensavo, e la tratteremo portato. E quando roba ordinò, si mangiava 7 piatti di fagioli che pasta e non diceva mai basta. Si mangia 3 fette russe, 6 polpette, provola, mozzarella, 2 banane e 3 spugliatelle. Poi mi chiamai i pagliacci. Io non intendendo se mi noci, io ti piglio lo sputo un pacchi. Ma poi pensando a 1000 lire, che Gigino mi prestai. Mi siete zitti e non parlai, mi siete zitti e non parlai. Gigi è scelto di andare a un ristorante con una panza tanta. Dice, Tony, tu non puoi viaggiare, ci richiamiamo che sia a tutta città. E tutta Napoli, letto e girare, oh, Marepusino, Cabagnola, la Sanità. Arrivai in piazza d'Anno, un conto chilometri si chiama 12.090. Dice, Gigi, stavolta tocca a te. Dice, ti siete una regimenta a me. Accidente non mi venette perché un pataterno non volete. Dice, Gigi, fallo per il 1 novembre, lì da Nanza e per sempre. Certo, Tony, tu sei stimato compagnia, e come sto stasera non sto buono, gli faccio una passeria. O poi non puoi già a casa tua a dormire. Ma che si dice? A 1000 lire pensai, a casa mi portava. Si mangiava senza crianza, un meglio letto a meglio stanza. E i figli miei, senza ragione, bunco da banco, e pigliava il scoppolone. Mi rompette i miei cappelli, mi rompette 7 ombrelli. Poi la cuca si cuccava, a sorella mi sa pazzicare, a moglie mi sa chiamare, sa abbracciare, sa pasare. E non potete più, perché la mano sacco può sparare, ma poi pensando a 1000 lire, che Gigino mi prestava, mi stiate zitta e non parlava, mi stiate zitta e non parlava.